La comunità di Villorba di Basigliano, ancora scossa e incredula a 72 ore dal tragico fatto di sangue avvenuto la sera della vigilia dell'Avvento, dove una giovane donna di 22 anni, Lisa Puzzoli, madre di una bimba di 2 anni, è stata uccisa a sangue freddo dall'ex convivente Vincenzo Manduca, 27 anni, nato a Niscemi ma residente nel Forlivese. Una tragedia ampiamente annunciata, con denunce e gridi d'allarme lanciati più volte dalla vittima e dalla sua famiglia, sempre caduti nel vuoto. Oggi si piange la morte di una giovane ragazza uccisa dalla mano assassina di una persona sbagliata, attaccato alla sua cultura di fare giustizia con sistemi primitivi tipici di quelle terre sotto la linea gotica. Non si tratta di xenofobia o razzismo comunicativo, ma di realtà chiara a tutti, senza tanti giri di parole. Fare informazione nel dettaglio porta a esternare da parte del cronista la realtà di un paese profondamente legato alle sue incoerenze. Eppure la magistratura sapeva, mentre le forze dell'ordine, legate dalla burocrazia del potere giudiziario, non hanno potuto fare il proprio dovere. Prevenire si poteva, ma come sempre nel paese del Bengodi e Machiavelli, meglio operare quando il fatto si è compiuto. Meno problemi e meno iter burocratico, un classico. Dalle 18:40 di venerdì la piccola comunità di Villorba, cuore della ruralità friulana, piange, si interroga e cerca di capire. Una famiglia distrutta dal dolore, dal dramma, ma soprattutto dalla mala giustizia, che è stata impantanata dai tempi di Pilato. Caro dottor Biancardi, procuratore capo della Repubblica di Udine, in Friuli non si perde tempo solo in cause da condominio, come vede. Tornando alla cronaca, al momento non sono stati comunicati ora e giorno delle esequie.